È morta respirando il fumo denso e acre che rapidamente ha invaso la sua casa. Tragedia nel pomeriggio di mercoledì a Padova, all'interno di questo condominio Ater di via Fratelli Carraro. La vittima è Giuseppina Antico, 81 anni, che viveva insieme al figlio Antonio Seresina nell'appartamento da cui si sono sprigionate le fiamme. L'uomo è in condizioni gravissime. L'incendio è divampato per motivi ancora sconosciuti. Le cause sono al vaglio dei vigili del fuoco, quasi certamente accidentali. All'interno dell'abitazione però c'erano molti oggetti accatastati ovunque, soprammobili e immondizia che hanno preso fuoco rapidamente e in pochi minuti il fumo ha invaso le stanze. I due vivevano in una situazione di estremo disagio, avevano problemi di salute, hanno cercato disperatamente di spegnere il rogo, ma quando sono arrivati i soccorsi e i pompieri allertati dai vicini di casa, per la donna non c'era già più nulla da fare. I medici del 118 dotati di autorespiratori hanno cercato di portarla in poggiolo per rianimarla, ma era già morta asfissiata dai fumi inalati. Il figlio invece è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove si trova tuttora ricoverato in condizioni disperate.